Marchese de Sade. Le 120 giornate di Sodoma. Scritto mentre Sade era prigioniero nella Bastiglia. Scritto su pezzetti di carta, poi incollati fino a formare un rotolo, e con il problema dell'inchiostro che si congelava in inverno. In questo romanzo Sade esprime la sua rabbia e il suo furore contro la società che lo condanna. Le 120 giornate non è un romanzo piacevole, anzi è disgustoso. È un elenco di crimini sessuali. È un documento sulle aberrazioni e perversioni sessuali. Pasolini ha tratto un film nel 1975, ma l'ambientazione è completamente differente. Nel 1967 Sugar pubblica Justine, le sventure della virtù, la più breve delle 3 versioni. Nel marzo 1968 esce in Italia La filosofia nel boudoir, stampato in Svizzera, a Lugano, in edizione semiclandestina. Nel 1968 la nuova editrice milanese pubblica il capolavoro Juliette, suddiviso in capitoli da André Breton, che ne rende più agevole la lettura. Altre opere: Aline e Valcourt, Sugar 1968. Dialogo tra un prete e un moribondo, pubblicata in Teatro, Sugar 1969. I crimini dell'amore, Sugar 1967, e molte altre. Nel 1993 la Newton Compton pubblica le opere complete di de Sade in 10 volumi. Il professor Krafft Ebing, nella sua monumentale Psicopatia sessuale, chiama sadismo la perversione di chi raggiunge il piacere nel far soffrire gli altri. Interessante la biografia del Divino Marchese. Gilbert Lely, Sade, profeta dell'erotismo, 1961. Contiene un ritratto fantastico di Sade, dipinto da Jean Ray nel 1938, basato sui dati segnaletici della polizia. 3 film hanno raccontato abbastanza fedelmente la vita del Divin Marchese. De Sade, girato nel 1969. Justine, o Le disavventure della virtù, con Klaus Kinski e Romina Power, 1969. Quill, La penna dello scandalo, anno 2000. All'opposto del Marchese troviamo il Cavaliere, Leopold von Sacher-Masoch. Questo scrittore, nelle sue opere, descrive il piacere ricavato dalla sofferenza. Il suo capolavoro è Venere in pelliccia, editore Vallecchi. Poi La Madre Divina, tradotta in italiano come La Madre Santa, Sugar Edizioni. L'amore crudele, raccolta di racconti, editore Sugar. Questa bella copertina è copiata da un libro inglese di argomento completamente differente. Falso Ermellino, editore Corno, raccolta di racconti. Da leggere la sua biografia per conoscere l'uomo e lo scrittore, nel libro Il Marchese e il Cavaliere. Anche sua moglie, Wanda, ha scritto una biografia. Masoch entrerà nella psicopatia sessuale di Krafft Ebing, che nominerà masochismo questa perversione. Ecco Lolita, uscito in molte edizioni. Lolita in minigonna,
in copertina. Ed eccola rappresentata con un quadro di Balthus. Da questo romanzo hanno tratto 2 film, nel 1962 e nel 1997. Gianni Segre, con L'iniziazione, tratta lo stesso tema. Un uomo che si innamora di una ragazzina. Il russo Nabokov scrive frasi lunghe, troppo lunghe. L'autore italiano scrive frasi normali. Secondo me è migliore, molto migliore. Esiste anche una Lolita alla rovescia. Il paradiso e l'inferno. Una donna quarantenne che si innamora di un ragazzo. Virgilio Scattolini, grandissimo autore. Ha scritto oltre 15 libri, ma il suo nome è escluso dai dizionari letterari. E questa è una ingiustizia. Il suo capolavoro è La signora che non fu signorina. È l'affascinante storia di un adolescente che entra nella vita. Libro molto difficile da trovare. Anonimo. Le confessioni di uno scrittore erotico. Bellissima storia di una iniziazione sessuale. In una sera piovosa, l'autore vede una ragazza entrare in chiesa ed entra anche lui. Dentro la chiesa deserta, corteggia la ragazza, inginocchiata a pregare. Altro capolavoro assoluto di Anonimo russo. Confessioni sessuali. Apprezzato dal sessuologo Havelock Ellis e da Nabokov, autore di Lolita. Questo anonimo racconta esperienze bellissime e originali, sessuali e psicologiche. Ad esempio, in un museo ha visto una ragazza che accarezza e bacia il pene di una statua di marmo. Paul Verlaine, il poeta maledetto, Saturnino, con le sue sublimi liriche sulla natura e sull'amore. Ha scritto anche Femmes, poesie erotiche e pornografiche di rara bellezza, uscite dapprima clandestinamente, poi rivalutate, ma escluse dalle antologie in commercio. Petrus Borel, detto il licantropo. Racconti immorali. Sugar Editore. Racconti di amori disperati, tormentati, quasi sempre irrealizzati. La sua biografia in inglese è del 1955. Se mi chiedessero qual è il miglior libro di letteratura erotica che ho letto, è una domanda difficile. Ce ne sono molti di splendidi, ma saprei rispondere. Il libro è La mia vita segreta, di autore anonimo, ma si è scoperto chi è. La biografia di questo autore, che qui si firma anonimo, è nel libro Gli altri vittoriani, 1980, editore Savelli. In 11 libri stampati in Olanda, l'autore descrive le sue esperienze sessuali e la sua vita dedicata alle donne. Questi libri esplorano l'erotismo profondo, che è un'esperienza seria, quasi drammatica. Nessuno ride durante l'atto sessuale. Le edizioni italiane sono La mia vita segreta, 2 volumi, edizione Il Crogiolo, ristampata in 6 volumi dall'editore Della Valle, da avere assolutamente. Marcel Schaub, Il libro di Monel. Poiché sono sola, mi chiamerai Monel, ma nei tuoi sogni mi chiamerai con tutti gli altri nomi, e io sarò questa e quella, e ancora quella che non ha nessun nome, poiché tutte le cose sono fuggevoli, ma Monel è la più fuggevole di tutte. Altro libro di questo autore, Il re dalla maschera d'oro. Jeanne Lorraine, Principesse d'Avorio e di Ebbrezza. Marie Lutz, Pubertà, diario di un adolescente, apprezzato da Freud. La ragazza dai capelli arancio, bella storia d'amore tra un uomo affermato
con una buona posizione sociale, e una ragazza hippie. Dino Buzzati. Un amore. Descrive un amore ossessivo e non ricambiato. Hanno tratto un film nel 1965. È anche un disegnatore originale, con questo suo poema a fumetti. Le Diaboliche, un gioiello letterario di Barbey Revilly. Sono 6 storie vere di donne diaboliche, scritte con l'inchiostro nero del peccato, dice l'autore. L'erotismo comprende anche l'amore. Ha ballato Una sola estate, di Per Olof Ekström, un amore passionale durante l'estate svedese. Da questo capolavoro hanno tratto un film del 1951. Nella versione italiana mancano le scene censurate. Ho scritto all'autore Ekström in Svezia. Mi ha risposto la figlia, scrivendomi che suo padre era morto, e mi ha allegato una sua foto e i libri. Pierre Louis, con i suoi romanzi scandalosi, soffusi di bellezza e poesia. Afrodite, romanzo storico. Figlie di tanta madre, piccolo galateo sessuale per fanciulle, editori Savelli e Es. Ironico, piroettante, fra fichette e uccellini. In salotto, in cantina, in giardino, le ragazzine si divertono. Luis è anche fotografo di nudi femminili. Molte foto sono custodite nell'archivio privato del professor Livio Lorenzoni. Gli strani vizi di Cesarina, un libretto simpatico dove ci sono ragazze sculacciate e bacchettate. Nel 1966 esce in Italia Ramón Gómez de la Serna, Seni, un libro meraviglioso che parla esclusivamente dei seni, i seni delle ragazzine, delle donne, delle bambole, delle statue, i seni delle vergini, delle fidanzate, delle spose, delle monache, delle bottegaie. C'è tanto da scoprire, tanto da godere e tanto da imparare. Dopo Seni non poteva mancare Fiche di Juan Manuel de la Prada. Uscito dapprima semiclandestino, è diventato ben presto un libro di culto. È un inno all'amore, alle donne e all'attaccamento alla vita. Imperdibile. Mario Mariani. Grande, grandissimo scrittore romano. I suoi libri spesso sequestrati, l'autore spesso processato. Eppure i libri scandalosi di Mario Mariani descrivono la nuda realtà dell'amore, del sesso, della vita. I suoi capolavori. Povero Cristo, romanzo. Così scrive Mariani: non ribellarti mai a nessuna ingiustizia, finiresti in galera. Non ragionare mai logicamente, finiresti in manicomio. Poi le adolescenti, racconti. Le sorelline, racconti dedicati alle prostitute. Così scrive Mariani: Madonne prostitute, Madonne della disperazione, Madonne della pietà, uniche creature che non avete speculato sulla mia miseria, che non avete violato l'indipendenza del mio spirito, che voi siate benedette. Guido da Verona, nato a Saliceto Panaro, Modena, nel 1881. Altro grande autore, un pochino simile a Mariani. Osannato dal pubblico femminile, condannato dai critici come autore immorale, scandaloso, proibito. L'autore, per difendersi, sembra dire così: le femmine che io spoglio sono fatte dell'inchiostro del mio calamaio. Il suo capolavoro, Sciogli le trecce Maria Maddalena. Altri romanzi, Mimì Bluette, Fiore del mio giardino, da cui hanno tratto un film nel 1976. La canzone di sempre e di mai, Colei che non si deve amare. Nel 1974 esce una biografia di Da Verona, uno scrittore tutto liberty. Lo scrittore e pittore Bartolini
è stato molto precoce in amore. Spesso dalle sue esperienze ha ricavato bellissimi racconti, poetici e sexy. Passeggiata con la ragazza, racconti scabrosi, il mulino della carne. Scrive Bartolini: il vero peccato è non fare l'amore. Il non amore è un fumo che riempie la camera dell'anima. La noia di Alberto Moravia, 1960. Hanno tratto un film con Catherine Spack nel 1963. L'editore della Valle di Torino, nei primi anni 70, ha pubblicato molti libri erotici, spesso sequestrati. Eccone alcuni. Eros esiste, io l'ho incontrato. La scuola delle cerbiatte. Belle ragazze in fila, da cui ha tratto un film Roger Vadim col titolo E dopo le uccido. Le carnivore, Irene, I labirinti dell'amore, I preti sposati e molti altri. Poi i libri di Franco Valobra, dedicati alle gemelle. Valobra scriveva su Playman con lo pseudonimo Homerus Salomon Zweitag. Altre opere più o meno sexy, con un erotismo più o meno soft. Candy. Hanno tratto un film con Eva Howling nel 1968. Per una notte d'amore del grande Émile Zola. Fanny Hill di John Cleland. Sara di Restif de la Bretonne, il nemico di de Sade. Parigi nuda. Questa è una storia vera. La figlia dell'autore ha confermato. Fine Van Brooklyn, Fermina Marquez sono i nomi delle ragazze che in questi due libri hanno sconvolto la vita dei loro rispettivi innamorati. Maxence van der Mesch. Perché non sanno quello che fanno. È il racconto di un amore forse terribilmente vissuto. Onanismo con turbe nervose. Questo non è un romanzo, è il resoconto terribile di un medico francese, il dottor Zambaco, che nel 1882 cauterizzava la clitoride delle ragazze perché non si masturbassero e consigliava agli altri medici di fare altrettanto. Un altro bel libro di saggistica erotica è Fammi vedere. Questa è una educazione sessuale ricca di fotografie, pubblicata in Germania e tradotta in Italia nel 1979. E per i raffinati collezionisti di libri rari, i libri dell'amore. La cena delle piangenti, 1920. La ragazza delle tre sottane. Fatalità. Il peccato della sorella. Le mogli degli artisti. Concludo questo elenco con le edizioni clandestine degli anni 70 che contenevano foto o disegni erotici. Capriccio, Gioventù inquieta, Nata per l'amore, eccetera. Dulcis in fondo, le antologie, con racconti delle riviste erotiche dell'epoca vittoriana.